Butta fuori massaggiatrici, camerieri e operai edili. Sono 180 i lavoratori in nero o irregolari individuati dalla Guardia di Finanza di Venezia in tutto il territorio provinciale. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti da gennaio centinaia di attività economiche e commerciali del veneziano, più di 80 ad oggi verbalizzate dalle fiamme gialle. Solo nel centro storico di Venezia e Mestre sono 87 i lavoratori irregolari individuati, 4 dei quali percettori del reddito di cittadinanza, oltre che sanzionati 40 datori di lavoro. Se ci spostiamo a Jesolo, invece, i lavoratori irregolari scendono a 4, ma sono ben 29 le assunzioni completamente in nero. Sfruttamento della manodopera e lavoro sommerso, un bilancio delle fiamme gialle che registra numeri considerevoli anche nel milanese Portogruaro. Individuati quasi 50 lavoratori in nero e verbalizzati più di 20 imprenditori. Provvedimenti anche a Caorle e San Donà, dove per un ristorante è scattata la chiusura a cura dell'ispettorato del lavoro.